Ok. Buongiorno a tutti, aspettiamo 2 minuti, vediamo che si stanno collegando in molti per dar tempo a tutti. Bene, allora vedo che possiamo iniziare, vero? Chiedo anche alla regia di Isnart. Buongiorno a tutti e benvenuti al primo webinar dedicato alle imprese turistiche della filiera del territorio. Sono Antonella Ferrari di Isnart, l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche che collabora con Unioncamere Veneto nell'ambito delle attività previste dal Fondo di Perequazione, attività dedicate alle imprese a 360 gradi. L'incontro di oggi serve proprio per illustrare quelle che sono le prime attività svolte all'interno del progetto che riguardano le indagini alle imprese, ai turisti nel vostro territorio. Speriamo che siano dati utili alla pianificazione e gestione, sono analisi di scenario del turismo di quello che sta succedendo, che permettono proprio alle imprese del territorio di poter avere un'analisi tutto intorno di scenario sia attuale che futuro. Do la parola al segretario generale, al dottor Roberto Crosta, e poi ad Alberto Bazzucchi che vi illustrerà i risultati senza rubare troppo tempo. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie dottoressa Fiorelli, è una bellissima opportunità, credo, quella di oggi per tutti noi di lavoro assieme. È un lavoro appunto che come Unioncamere del Veneto presentiamo in collaborazione con Isnart e con le Camere di Commercio del territorio per così presentarvi alcune attività e per presentare assieme alcune attività che sono state fatte, anche un po' così giocoso il titolo di oggi, dal tour al turismo attraverso i dati, perché è importante sempre di più conoscere i dati. Come ricordava prima la dottoressa Fiorelli, è un'attività che rientra nell'ambito delle attività del fondo perequativo, erano già state fatte delle annualità pregresse, quindi è un'attività che continua. Qual è il tema sul quale ci soffermeremo oggi, nel ringraziare anche le molte imprese presenti e gli stakeholder che partecipano all'evento? È intanto quello che da loro ci aspettiamo oggi anche degli interventi di costruzione fattivi rispetto ai dati che verranno fatti, sia oggi sia magari poi a mente fredda nei prossimi giorni rispetto alle cose che vengono dette questa mattina. Perché è importante questo tema dei dati? Perché questo incrocio di dati e di numeri che andremo a vedere oggi con i diversi fenomeni turistici va ad interpretare al meglio, cerca di interpretare al meglio, diciamo così, come sta evolvendo l'economia in questo ambito fondamentale per il nostro paese, per la nostra regione in particolare, il Veneto, ma per tutto il paese. Sappiamo come il turismo sia una delle leve strategiche sulle quali operare. E l'idea proprio è quella di iniziare ad individuare anche delle strategie nuove rispetto a questo tipo di attività. E questo appunto lo vorremmo fare assieme alle Camere di Commercio, a Isnart, che è la nostra società in-house del sistema camerale che un po' si occupa di questi temi, ma lo vorremmo anche fare in collaborazione per quanto riguarda la Regione Veneto con un'iniziativa che abbiamo attuato proprio in Veneto come Unioncamere e come Regione, che è l'Osservatorio Turistico Regionale Federato, che è un tentativo non soltanto di mettere dei dati su quello che abbiamo già visto, ma di guardare anche al futuro, cioè iniziare a partire dai dati come chiave di lettura per immaginare quali possono essere le politiche future. È un progetto di sostegno al turismo sul quale stiamo operando appunto assieme a tutte le Camere di Commercio del Veneto e alla Regione, come dicevo prima. E altre due sottolineature prima di chiudere, perché poi non vorrei sottrarre tempo ai relatori e all'attività delle imprese. Il primo è questo. C'è l'obiettivo sul turismo, oltre che di analizzare l'industria, chiamiamola così, turistica,
anche di qualificare l'impresa, l'offerta delle imprese turistiche, in particolare su due temi che sono la digitalizzazione e la sostenibilità. Parliamo moltissimo di sostenibilità e uno dei temi è anche quello legato al turismo, quello che è il turismo sostenibile, che non è soltanto il turismo lento, il low tourism o quant'altro, ma è un qualcosa di più, è anche proprio una produzione, una differenziazione di prodotti turistici sul territorio in modo diverso. Ecco perché sui progetti che abbiamo fatto nelle diverse annualità abbiamo anche sperimentato alcune piattaforme informatiche sulle quali come sistema camerale abbiamo investito. La prima è Simo, che consente di incrociare le informazioni relative agli attrattori turistici all'interno delle destinazioni che in Veneto si identificano nelle cosiddette OGD, le organizzazioni di gestione della destinazione. L'altra piattaforma è Turismo Big Data, che consente di reperire e integrare e analizzare grandi quantità di dati provenienti da fonti diverse. Con l'interazione di queste due banche dati va a supportare tutto il tema del supporto ai processi decisionali. Un altro percorso che per noi è fondamentale, si aggancia alla digitalizzazione e alla sostenibilità, è quello legato alla formazione e all'accompagnamento. Cioè, tutti questi dati che noi stiamo raccogliendo e che anche con questo problema andiamo a raccogliere, devono essere dati che poi portano a una proattività per lo sviluppo delle imprese, degli stakeholder, mi viene da dire, per una responsabilità sociale di territorio. E quindi già nella prima fase del progetto, nelle prime fasi del progetto abbiamo individuato formazione e accompagnamento, noi vorremmo strutturarlo ancora di più. Quindi l'invito è anche alle imprese di aiutarci a strutturarlo ancora di più, questa parte di formazione e di accompagnamento, anche con l'esperienza che in Veneto stiamo vivendo come in altre regioni, molto importante degli ITS, io ritengo sia una delle leve di futuro per la competitività della nostra nazione. E infine noi vorremmo strutturare 3 laboratori di rete nelle zone di Verona, Padova e Treviso, con l'obiettivo di sviluppare un nuovo prodotto turistico basato sulla collaborazione intersettoriale. Questo è l'altro tema fondamentale. Il turismo non è solo turismo, inteso come spiagge o montagne o quant'altro, ma è una cultura di territorio. È l'enogastronomia, è la conoscenza delle produzioni tipiche. Io dico sempre ai miei collaboratori che tra tutti i turisti che vengono in Veneto qualche imprenditore ci sarà di sicuro in mezzo, e quindi per carità in ferie, ma pensare a fargli conoscere anche alcune realtà del Veneto potrebbe essere un'esperienza importante. Ecco, io chiudo qui nell'augurarvi un buon lavoro e soprattutto, oltre che un buon lavoro per oggi, anche che questa iniziativa sia l'inizio di un percorso da affinare sempre di più per strutturare un modello che ci aiuti nella crescita e nello sviluppo del settore turistico a vantaggio di tutto il territorio. Io mi scuso fin da ora, ma fra qualche minuto dovrò abbandonare il convegno, però poi mi farò aggiornare da Irene e da Mirko, perché è molto interessante, ma gli impegni si susseguono, ma ci tenevo ad esserci. Grazie e buon lavoro. Grazie dottor Crosta, grazie mille. Approfitto, passo la parola al dottor Bazzucchi di Isnart che ci illustrerà il primo report di analisi di economico turistico territoriale. Ricordo a tutti i partecipanti che se vogliono possono fare domande in chat oppure alla fine dell'intervento chiedete la parola e vi sarà aperto il microfono per fare qualsiasi tipo di domanda. Grazie, grazie Alberto. Sì, allora buongiorno a tutti. Diamo inizio quindi a questa presentazione. Ecco, non so se vedete lo schermo in maniera corretta. Sì. Ok? Allora, intanto voglio premettere che alla fine di questa presentazione ci sarà, ognuno di voi potrà rispondere ad un questionario di soddisfazione rispetto al lavoro che è stato svolto, questo questionario insomma verrà sottoposto alla fine dei lavori. Allora, intanto iniziamo con una breve descrizione dei
dei contenuti principali di questa presentazione sul quadro del turismo veneto nel 2021, che si focalizzerà sostanzialmente intorno a tre questioni. La prima con una sottolineatura degli aspetti dal lato dell'offerta, che riguardano sia il sistema imprenditoriale, la struttura del sistema imprenditoriale turistico veneto, sia un'analisi puntuale di quelle che sono state le risposte che abbiamo ottenuto tramite un'indagine che Isnart ha condotto rispetto alle strutture ricettive operanti all'interno della regione. Una seconda parte che riguarda gli aspetti più strettamente aderenti alla domanda, quindi ai flussi turistici da un lato, per come si sono comportati nel corso del 2021, ma anche con un'attenzione verso i comportamenti turistici. Anche in questo caso si tratterà di prendere in esame i principali esiti derivanti dall'indagine che Isnart ha condotto nel corso dell'estate ai turisti che hanno frequentato il territorio veneto, che si conclude con una parte, diciamo, previsionale, una terza sezione che svolgeremmo direttamente su una delle due piattaforme citate dal segretario generale, che riguarda appunto l'analisi del sentiment, quindi di ciò che i visitatori hanno, dei commenti, delle recensioni che i visitatori hanno lasciato nel corso dell'anno che si è concluso sulle principali destinazioni venete. Questa parte qui cerchiamo di fare direttamente collegandoci con la piattaforma. Entrando nel vivo della presentazione, un primo inquadramento riguarda proprio la demografia di impresa, quindi la consistenza del tessuto imprenditoriale veneto che si occupa in qualche misura di turismo. Isnart ha raccolto, combinando una serie di codici Ateco, ed ha articolato un raggruppamento di imprese denominate come filiera turistica, appunto, che non è composta soltanto dalle imprese che si occupano di attività riservate all'alloggio e alla ristorazione, ma anche di tutta una serie di servizi che sono più o meno direttamente connessi con le attività turistiche in senso stretto. In base agli ultimi dati più recenti disponibili, quindi al quarto trimestre del 2021, il totale di queste imprese turistiche che operano all'interno della regione Veneto è di circa 47.000 imprese che offrono lavoro a poco più di 226.000 occupati. Le imprese rappresentano una quota importante ovviamente del panorama nazionale, circa poco oltre il 7%, ad assolvono una quota ancora maggiore in termini di occupazione. Abbiamo qui preso in considerazione l'ultimo triennio, che è caratterizzato da una parte, il 2019, pre-pandemico, per cercare di mettere in evidenza quali fossero state le eventuali tendenze riscontrate invece nei 2 anni, insomma, di difficoltà legate appunto alla diffusione della pandemia. Dal punto di vista delle imprese, che sono gli istogrammi evidenziati dall'andamento degli istogrammi in azzurro, non assistiamo a particolari differenze nel corso dei trimestri che caratterizzano questo triennio. Mentre invece possiamo osservare per quanto leggero calo, leggerissimo, lievissimo calo in termini di addetti. Se guardiamo i valori assoluti che stanno dietro queste percentuali, osserviamo in effetti una sostanziale stabilità della platea imprenditoriale veneta, che non dovrebbe essersi mossa nell'arco del biennio, mentre invece dobbiamo registrare un calo, per quanto leggero in termini di addetti, un calo che caratterizza tutto il territorio nazionale. Ora, dal punto di vista delle imprese, c'è da dire, lo vedremo meglio in un grafico successivo. Intanto qui guardiamo come la distribuzione, la composizione percentuale del tessuto imprenditoriale che si rivolge al turismo è distribuita nel territorio veneto. Quindi una parte considerevole che rasenta la metà del totale viene, come è evidente, assorbita sia in termini di addetti che di imprese dalle province di Venezia e di Vicenza, le quali entrambe sommano circa il 50% del totale, e poi si distribuisce con quote inferiori anche nelle altre province della regione. Come si può osservare anche dall'analisi della tabella sottostante il grafico,
rispetto ad una dimensione media delle imprese italiane che è di 4,2 addetti per impresa, vi sono almeno 2 province, Veneto e Venezia e Vicenza, provincia del Veneto, in cui questa dimensione media è particolarmente più grande, e questo naturalmente riflette, no, la diversa composizione per tipologia delle strutture ricettive, dove evidentemente prevalgono servizi con un numero di addetti relativamente maggiore rispetto al resto, e probabilmente una presenza di strutture alberghiere che prevale su quella delle strutture extra alberghiere. Un'altra informazione importante è come al suo interno la filiera turistica è rappresentata da diversi settori che la compongono, quindi non solo alloggio, come abbiamo detto, ma anche ristorazione, attività culturali e ricreative che sono connesse al turismo, tutto il sistema dei trasporti e poi dei servizi più tipicamente turistici che riguardano le agenzie di viaggio, il noleggio, eccetera. Quindi da un punto di vista generale, come non distanziandoci sostanzialmente da quanto avviene dalla media del paese, abbiamo una rilevante concentrazione del sistema imprenditoriale turistico nei servizi di ristorazione, anche se naturalmente non tutto questo comparto è direttamente connesso con il turismo. In base al più recente conto satellite del turismo di Istat, si stima che circa il 20-25% dei proventi da queste attività siano quelle direttamente riconducibili al turismo. È ovviamente vero che la ristorazione serva per una clientela che non è esclusivamente quella turistica, ma soprattutto, diciamo, locale. Nella tabella in basso invece abbiamo una sorta di sintesi, no, di quello che è il modello di specializzazione, per così dire, della Regione Veneto, in cui troviamo delle province che sono nello specifico Belluno e Venezia, che sono fortemente rappresentate dal punto di vista dei servizi di alloggio, quindi sono fortemente concentrate, molto più della media, rispetto a, quindi il doppio, 22 e 15% rispetto al 10% medio della prima colonna, che è la quota percentuale assorbita dalle imprese che si dedicano ai servizi di alloggio. Quindi province e territori fortemente concentrati sull'offerta ricettiva e in misura minore, come vediamo, sulla ristorazione, e province come per esempio Padova, Rovigo, Treviso, in cui invece è la quota di attività culturali e ricreative in generale che tende ad essere prevalente rispetto al resto. E quindi, ecco, in base alla diversa composizione della filiera turistica all'interno delle diverse province, questo lascia trasparire, no, le diverse vocazioni che sostanzialmente caratterizzano i territori. Con l'eccezione di Venezia, dove accanto ai servizi di alloggio e alle attività culturali prevalgono più che rispetto agli altri territori anche attività che sono direttamente riconducibili ai servizi turistici, in particolare i trasporti, agenzie di viaggio ed altro. Ecco, per concludere il discorso di prima rispetto alla demografia di impresa, qui abbiamo riassunto i tassi di natalità, quindi il numero di imprese che trimestralmente si iscrivono nei registri delle camere di commercio e le imprese che invece si cancellano dai registri, con il saldo tra questi due valori che è rappresentato dai triangolini in rosso. Come è, diciamo, facile osservare, abbiamo un andamento nel biennio pandemico che è relativamente più contenuto rispetto a quello a cui si assisteva nei trimestri del 2019, in cui tendenzialmente calano i tassi di natalità, quindi un numero inferiore di imprese tende ad iscriversi nei registri, cala anche, e cioè è relativamente più basso rispetto ai valori del 2019 anche il tasso di cancellazione, quindi il numero di imprese che si cancella appunto dai registri. Le ragioni che sottostanno a queste due tendenze sono facilmente presumibili. È probabile che lo stato di incertezza
che riguarda le aspettative sull'andamento della pandemia, ma anche sui ristori, abbia in qualche misura frenato, no, la propensione imprenditoriale dei veneti. Dall'altro abbia invece congelato, per così dire, la mortalità, grazie appunto al sistema dei ristori e agli interventi di carattere nazionale che comunque si sono riversati sui territori, su diversi territori italiani. È evidente che molto probabilmente gli effetti reali, sia in termini di nuova natalità e di nuova mortalità, li vedremo soltanto a partire dai trimestri, dall'attuale periodo. In effetti, insomma, anche osservando i primi trimestri del 2022 cominciano a vedersi, soprattutto in alcuni territori del paese, i primi effetti in termini di mortalità, soprattutto delle imprese. E quindi l'impatto reale del Covid sarà visibile con maggiore nettezza probabilmente nei prossimi mesi, quando queste tendenze si considereranno ed avranno un esito più chiaro anche dal punto di vista amministrativo. Altro aspetto che riguarda l'analisi del turismo in Veneto, sempre dal lato dell'offerta, è l'analisi che deriva dall'analisi dei risultati derivanti dalle indagini che sono state rivolte nel corso del 2021 alle imprese ricettive venete. In questo grafico viene fotografato il tasso di occupazione, ovvero il numero di camere che sono state vendute dal sistema ricettivo veneto rispetto alle camere disponibili. È subito osservabile una lieve, per quanto importante, differenza tra il sistema veneto e quello medio del paese, che vede, che ha visto nel Veneto nel 2021 una minore occupazione rispetto a quella media che si è verificata nelle altre regioni italiane in corrispondenza dei mesi di luglio e di agosto. Gli istogrammi blu tendono ad essere più bassi di quelli in grigio riferiti all'Italia. D'altra parte è possibile osservare invece una maggiore e più intensa distribuzione dei tassi di occupazione nel corso degli altri mesi dell'anno. E questo significa che abbiamo in Veneto una stagionalità lievemente meno accentuata di quella che si riscontra in media nel resto del paese, e questo probabilmente riflette la più articolata offerta turistica che è possibile registrare all'interno della regione. In conseguenza di questo diverso andamento dell'occupazione ricettiva, abbiamo anche un comportamento complessivo diverso rispetto al resto del paese. Nella tabella in basso sono riassunti i risultati riferiti all'intero 2020 al 2021, dove a fronte di un comune, di un identico livello di partenza, circa 26% di occupazione delle camere è stato registrato nel 2020, saliamo al 36% per il Veneto e al 40% circa per l'Italia, con un differenziale che probabilmente riflette quel diverso andamento che abbiamo riscontrato in particolar modo nei mesi estivi. Quindi il recupero nel 2021 da parte delle imprese venete è stato sostanzialmente inferiore a quello che è stato registrato in media nel resto del paese. Dal punto di vista della provenienza della clientela, il 2021 è stato per il Veneto un anno in cui i flussi turistici sono stati alimentati in maniera omogenea dalla clientela proveniente sia da altre regioni e da quella straniera, che è stata in grande recupero rispetto a quanto avvenuto nel 2020, e questa è una caratteristica che distingue il Veneto dal resto del paese, in cui invece la componente interregionale, quindi di clientela che proviene da altre regioni rispetto a quella di destinazione, rasenta il 50%, l'istogramma centrale in grigio, che si riferisce all'Italia, e dove Veneto, nel quale invece è relativamente più bassa rispetto alla media nazionale la quota di clientela che proviene dall'interno stesso della regione, quindi veneti che visitano destinazioni venete. Rispetto al 2020, i risultati dell'indagine rivolta alle imprese ci consente di affermare che vi è una sostanziale stabilità di comportamento nei confronti proprio di quest'ultima clientela, quindi di quella intraregionale, a fronte invece di aumenti significativi che hanno caratterizzato sia la clientela straniera sia soprattutto la clientela proveniente
da altre regioni, in particolare dalle regioni limitrofe, regioni italiane limitrofe rispetto al Veneto. Abbiamo chiesto alle imprese anche quali criticità, quali problematiche avessero principalmente incontrato nel corso del 2021. Ora, osservando le due colonne sulla destra della tabella, quindi l'una riferita alle imprese venete e quella di destra riferita alla media delle imprese italiane, abbiamo evidenziato in rosso quali sono, e in verde quali sono le principali voci nelle quali sono state registrate le principali divergenze. Innanzitutto dalla prima. Quindi sembrerebbe che le imprese venete abbiano subito in modo molto più pronunciato rispetto alla media del paese, quindi con uno scarto di circa 12 punti percentuali, problematiche legate all'organizzazione delle disdette, quindi alla gestione delle disdette a causa appunto del Covid. Evidentemente le imprese venete hanno dovuto fronteggiare più della media, più di quanto avvenuto nella media delle altre imprese italiane, questo continuo registrarsi, quindi prenotarsi e disdire le proprie prenotazioni da parte della clientela. Altra voce che ha caratterizzato l'attività delle imprese ricettive è stata proprio l'organizzazione invece dei flussi di lavoro, no? Circa il 30% degli imprenditori veneti ha registrato una difficoltà da questo punto di vista. Laddove invece il livello di criticità affrontato dagli imprenditori risulta essere inferiore rispetto a quello medio del paese, è nel reperimento di personale stagionale e nella necessità di dover far fronte a cambiamenti nella tipologia di clientela. E questo rivela evidentemente una migliore sostanzialmente capacità organizzativa, no, da parte delle imprese venete che hanno appunto un sistema, anche un mercato del lavoro che ha consentito alle imprese di beneficiare, no, di minori difficoltà rispetto al resto del territorio. Abbiamo chiesto agli imprenditori anche, quindi questo è stato chiesto prima della fine dell'anno naturalmente, quali fossero le loro previsioni rispetto al raggiungimento o meno del punto di pareggio nei propri bilanci. E c'è da osservare che è una quota molto significativa, sensibilmente superiore a quella media nazionale, aveva preannunciato delle perdite. Quindi un bilancio in negativo, la chiusura di un bilancio in negativo rispetto al 2020 ed un 16,4% che invece stimava nel momento questa da fatta la rilevazione ovviamente, è un 16,4% che stimava anche la possibilità di ottenere degli utili in chiusura d'anno. La sintesi, quindi l'esito finale dei movimenti, anche dei flussi turistici che abbiamo visto, è che sostanzialmente alla fine del 2021 le imprese venete registreranno un calo dei ricavi superiore, meno 13,4%, superiore a quello che in media è stato registrato tra le imprese ricettive italiane. Qui un'ultimissima nota che fa riferimento ad un mercato che sta diventando sempre più importante anche per il Veneto, e cioè il cosiddetto mercato degli affitti brevi, degli alloggi di proprietà, che somma, secondo i più recenti dati disponibili, a circa 48.000 strutture che si vendono sul mercato cosiddetto alternativo. Si tratta per lo più di appartamenti per locazioni brevi, sono circa 39.000 e di quasi 8.000 camere in affitto. Questa parte di offerta ha subito nel 2021 un decremento del 16%, minore è stato il numero di strutture che l'anno scorso si sono dichiarate disponibili sul mercato. Passando alla domanda, ed anche grazie ai dati che sono stati forniti, quindi ai dati provvisori che ci sono stati forniti dall'Ufficio di Statistica della Regione Veneto, è possibile cominciare a costruire, no, un primo quadro, per quanto provvisorio,
di quelli che sono stati i principali andamenti dal punto di vista del movimento turistico nel Veneto e nelle sue province, quindi in termini comparativi rispetto a quanto avvenuto in media nel paese. E riportiamo soltanto i principali risultati. Intanto nel primo riquadro in basso, dove mettiamo in evidenza un andamento sostanzialmente simile dal punto di vista degli arrivi, poco oltre il 40% il calo degli arrivi che ha caratterizzato, sono le ultime due righe che vedete in basso nella parte sinistra della tabella. Poco oltre il 40% è stato il calo che ha caratterizzato in termini di arrivi sia il Veneto che l'Italia. A fronte di questo calo, quindi del numero di persone che hanno visitato la regione, troviamo invece una riduzione, quindi una compressione delle presenze turistiche che nel Veneto è molto minore rispetto a quanto si è verificato invece nel resto del paese, e questo sta ad indicare sostanzialmente un incremento significativo della permanenza media. Quindi i turisti che hanno frequentato il Veneto hanno probabilmente individuato come opzione quella di allungare la propria vacanza a fronte invece di un calo di arrivi che subisce un calo paragonabile a quello che si è verificato nel resto del paese. Ora, i comportamenti all'interno del territorio rispetto a questo dato complessivo, che tra l'altro vede una conferma quindi del calo della componente internazionale, che in Veneto ha superato il 40%, ancora maggiore è il calo che registriamo in Italia, e invece un recupero pressoché completo della componente domestica. Le province Veneto fanno registrare appena un meno 3% rispetto ai livelli del 2019, e addirittura un superamento a Venezia e Rovigo, ultima colonna della tabella sulla destra, e quindi un superamento significativo del livello raggiunto nel 2019 in almeno due province, che sono Venezia e Rovigo, dove si registra un'espansione di circa, compresa tra l'8 insomma il 10% delle presenze. E in ogni caso il calo che complessivamente registra la regione, meno 3%, lascia presupporre che sia avvenuto, soprattutto dal punto di vista dei flussi nazionali, un recupero particolarmente significativo rispetto al periodo pre-pandemico. Anche in questo caso abbiamo esteso l'analisi alle giornate prenotate, quindi ai pernottamenti che hanno avuto luogo presso le strutture Airbnb, quindi presso gli alloggi privati presso gli alloggi messi a disposizione dei privati sul mercato turistico. Anche il 2021, quindi i livelli medi riscontrati nei singoli mesi dell'anno sono tendenzialmente lontani dal livello che era stato registrato nel 2019. Assistiamo però ad un visibile avvicinamento, soprattutto nella fase finale dell'anno, in cui sostanzialmente questa tipologia di strutture rasenta i livelli che erano stati raggiunti nel 2019. La coda destra delle linee che osservate nel grafico. Come si distribuiscono i flussi all'interno della regione? Intanto un elemento importante: nel 2021 gli andamenti che abbiamo visto in precedenza in termini tendenziali, soprattutto se confrontati con la media del paese, hanno comportato per il sistema turistico regionale un guadagno netto di quote di mercato. Tra il 2019 e il 2021 il peso del Veneto in termini di presenze turistiche è passato dal 16% al 18%. A questo risultato hanno contribuito entrambe le componenti, sia quella italiana che quella straniera, ma è in particolare la quota di domanda internazionale assorbita dalle destinazioni venete ad aver fatto un salto davvero rilevante, con un passaggio dal 22% registrato nel 2029 fino al 27%, quindi quasi oltre un quarto del turismo internazionale italiano nel 2021 è stato assorbito dal Veneto. Anche il turismo domestico, come si diceva in precedenza, è cresciuto in maniera significativa, ma in misura molto più modesta rispetto a quello internazionale. Dal punto di vista territoriale c'è da dire che questo risultato, quindi questo incremento
di quote di mercato da parte delle destinazioni venete è attribuibile per lo più in misura superiore all'80% a 2 sole province, Venezia e Verona, e che rappresentano tradizionalmente le aree con la maggiore attrattività turistica della regione. Al contrario, vi sono altri territori, in particolare la provincia di Padova e la provincia di Treviso, il cui peso invece sul totale regionale nel corso di questo biennio si è lievemente ridotto. Si tratta delle due province che, anche verificando altri tipi di dati che le riguardano, sono quelle che sembrerebbero aver subito in misura maggiore gli effetti di questa difficile fase congiunturale connessa alla crisi pandemica. Concludiamo questa parte sulla domanda con due fotografie note sostanzialmente. Intanto gli indici di specializzazione turistica, quindi rappresentati dalla quota che il turismo internazionale ha rispetto a quello che si verifica in media nel resto del paese, dove emergono in tutta evidenza le province di Verona e di Venezia e dove appunto il numero di turismo internazionale è sostanzialmente il doppio rispetto a quello che si registra in media nel resto del paese, e dove vi sono regioni in cui, pur essendo più contenuta questa quota, è comunque significativa, perché appunto Treviso e Rovigo sono in linea sostanzialmente con la media del paese. Altro immagine che ci consente di definire in qualche modo e di riassumere l'impatto del turismo sul territorio e sulla struttura socio-economica del territorio veneto è dato dall'indice di pressione turistica, misurato dal numero di presenze rapportate alla popolazione nell'arco dell'anno. Ed è evidente come tramite questo indicatore è possibile osservare dei fenomeni che sono noti naturalmente al sistema veneto, in cui vi sono realtà come Venezia, ma in parte, seppur in parte inferiore, ma altrettanto importante, come Verona, in cui l'impatto ovviamente del turismo sulla popolazione è particolarmente rilevante, raggiunge una quota di quasi il 9 persone ogni 100 sul territorio veneziano. I comportamenti dei turisti. Abbiamo evidenziato in questi grafici solo appunto gli aspetti più rilevanti, in particolare mettendo in evidenza le principali motivazioni di vacanza che hanno spinto i turisti italiani e stranieri a visitare il Veneto nel 2021 e le attività che poi hanno effettivamente svolto una volta raggiunta la propria destinazione. Ora, è del tutto evidente come il Veneto, elemento ovviamente che conferma un dato sostanzialmente noto e più, in cui la maggior parte del turismo ruoti, quindi più di un terzo delle risposte, ruotano intorno al turismo culturale, pur in realtà osservando una maggiore varietà, no? Una più equa distribuzione, soprattutto rispetto a quello che avviene nel resto del paese, dove questa concentrazione, no, sugli interessi primari che riguardano il patrimonio artistico monumentale, quindi gli interessi culturali generalmente detti, è molto più concentrata rispetto a quello che avviene in Veneto, e questo è un dato che conferma quello che abbiamo visto in precedenza, cioè effettivamente una maggiore, no, capacità di variare, di variegare l'offerta disponibile sul territorio. Oltre agli aspetti principali, quindi il balneare, lo shopping, assistere ad un evento, i risultati disponibili consentivano di mettere in evidenza almeno altri due aspetti che riguardano in media il Veneto. Poi naturalmente questi risultati andrebbero calati, no, nel particolare, nel dettaglio territoriale. Questa è una media che ovviamente nasconde comportamenti che possono essere anche molto diversi da un territorio rispetto ad un altro. In ogni caso, in media è possibile almeno far emergere almeno altri due aspetti nel Veneto, considerato come appunto nella sua complessità.
La prima riguarda il fatto che effettivamente sembrerebbe che il Veneto non passi, no, negli immaginari collettivi come un luogo in cui ci si riposa. È una delle voci evidenziate in rosso. Non appare un luogo, un posto ideale per riposarsi, o quantomeno lo appare, ma in misura molto inferiore rispetto a quello che accade in media nel resto del paese, e che sia tra l'altro un territorio scarsamente frequentato da visitatori abitudinari, che quindi ritornano, tendono a ritornare a ripetere l'esperienza turistica che hanno fatto, e o che siano legati o che facciano appunto i propri viaggi perché connessi alla presenza di amici o di parenti che risiedono all'interno della regione. Questi sono due punti di vista che andrebbero poi appunto calati sul territorio e letti soprattutto rispetto in termini comparativi rispetto a quanto accade nel resto del paese, che potrebbero essere la base per anche riflessioni e spunti rispetto al modo in cui l'offerta si concepisce e si organizza rispetto al turismo sia italiano che straniero. Il riscontro in termini di dalle motivazioni alle attività lo visualizziamo in questo grafico, che riproduce sostanzialmente la molteplicità di interessi che muovono il turista verso le destinazioni venete, e che riproduce la risposta rispetto alle attività che poi sono state svolte sulle destinazioni, riproduce in maniera piuttosto coerente e fedele quelli che sono stati gli stimoli iniziali, quindi le motivazioni vacanza originali. Con la differenza che invece gli interessi in questo caso, cioè rispetto alle attività che poi una volta a destinazione sono state effettivamente svolte dal singolo turista, con una differenza in cui le attività direttamente connesse con gli interessi culturali in qualche modo si ridimensionano rispetto all'importanza che avevano assorbito in termini di motivazione di vacanza, e diventano una delle attività paragonabile a molte altre in realtà, e questo fenomeno potrebbe mettere in evidenza anche un possibile punto quindi questa discrepanza, questa relativamente scarsa coerenza tra quanto il turista dichiara come motivazione di vacanza e quanto poi effettivamente realizza come esperienza turistica all'interno del territorio. Questa sfasatura potrebbe mettere in evidenza anche un possibile punto di debolezza del sistema di offerta turistica regionale, su cui ragionare e su cui trarre ovviamente le possibili ed eventuali implicazioni in termini di costruzione dell'offerta. Un altro aspetto da sottolineare relativamente al 2021 riguarda le considerazioni più strettamente economiche. In base ai dati disponibili assistiamo ad un calo della spesa media giornaliera che scende in maniera abbastanza significativa da circa 78 euro a 70. Questa flessione riflette probabilmente in misura significativa la minore spesa per alloggio, che in media è stata giornalmente spesa dal singolo turista in Veneto, con un passaggio, quindi con un calo di circa 10 euro da 62 euro e mezzo a circa 53. Ora, quali siano le ragioni che stanno dietro a questi diversi comportamenti e anche al calo di fatturato superiore a quello che si registra in media nel rispetto del paese che abbiamo visto nei grafici in precedenti, i fattori possono essere diversi. Possono aver agito delle pratiche di contenimento dei prezzi da parte delle strutture ricettive, come sembrerebbe emergere esattamente da questo grafico, ma anche cambiamenti di tipo più strutturale legati a cambiamenti nella composizione della clientela, che aveva nel corso del 2021 probabilmente una minore capacità di spesa rispetto a quella che si registrava in media negli anni precedenti in Veneto, o dalla combinazione di questi diversi fattori. Ve n'è uno ulteriore che potrebbe essere
dettato anche dalla localizzazione delle interviste che sono state fatte, perché le indagini di Isnart tengono conto quindi delle località turistiche anche in base ai prodotti che vengono offerti sul territorio, e quindi dal differente comporsi delle località dove le strutture, dove gli operatori vengono registrati. Questo si potrebbe ovviamente riflettere anche in diverse previsioni rispetto agli esiti di bilancio, rispetto al 2021, alle diverse valutazioni che si fanno in termini ai turisti, in termini di spesa sostenuta nel corso della vacanza. Quindi gli elementi da analizzare sono molteplici, sono più di uno, sono complessi. Le previsioni. Per le previsioni ci siamo avvalsi sostanzialmente di due fonti. La prima che riguarda i dati che abbiamo che Isnart ha a disposizione rispetto alle prenotazioni future sul mercato degli alloggi in affitto, degli affitti brevi, quindi il mercato sostanzialmente Airbnb. Da questo punto di vista, i dati che riguardano il Veneto, ma sostanzialmente anche buona parte delle altre regioni italiane, i dati sono sostanzialmente positivi. Per i mesi estivi in particolare si auspica e è possibile proiettare una valutazione ottimistica rispetto a quello che sarà l'andamento della stagione estiva in modo particolare, in cui se non possiamo assistere se non assisteremo in realtà ad un vero e proprio equiparazione rispetto ai livelli del 2019, in realtà è probabile che ci si avvicinerà molto. Nel mese di luglio abbiamo, per quanto riguarda il Veneto, in particolare il superamento dei livelli di 2 anni fa. Torniamo ad allontanarcene nei mesi autunnali, man mano che ci avviciniamo alla stagione invernale. Le altre informazioni che abbiamo utilizzato riguardano le ricerche su Google che sono state effettuate relativamente alle destinazioni venete, mediante uno strumento che Google mette a disposizione, il cui nome è Destination Insight, e che registra le ricerche che vengono effettuate nel corso del tempo. Qui abbiamo preso come arco temporale di riferimento i primi mesi del 2022 fino alla fine di maggio, che sono quindi gli ultimi dati disponibili, in cui riscontriamo una differenza molto significativa verso di interesse, quindi interesse di ricerca in senso turistico verso le destinazioni venete, con picchi di interesse che risultano più che raddoppiati rispetto all'anno precedente. La curva continua è quella che definisce le ricerche rivolte al Veneto nel corso di quest'anno. La linea tratteggiata è il confronto rispetto all'ultimo anno. Quindi l'andamento in particolare delle ultime settimane lascerebbe ben sperare rispetto ad un incremento effettivo delle prenotazioni per vacanza, soprattutto con riferimento alla imminente stagione estiva. Ora, qui si conclude la parte appunto descrittiva mediante la presentazione. Poi, se siete d'accordo, io passerei, Antonella. Sì, ti interrompo solo un secondo così magari mi faccio anche riprendere fiato dopo tutta l'illustrazione assolutamente esaustiva. Grazie Alberto. Allora, ci sono state delle domande in chat alle quali abbiamo già risposto. Approfittiamo, sta partendo il questionario, la Customer Satisfaction. Vi preghiamo di voler rispondere, sono delle brevissime domande come potete vedere. Mentre rispondete io approfittavo per chiarire un aspetto sul dato sul turismo religioso che ci chiedeva Loredana Cengia. Attualmente non è stato indicato perché effettivamente non è significativo, in quanto alcuni dati facevano riferimento all'indagine che noi conduciamo a livello nazionale. Per la Regione Veneto in particolare sarà presente dalla prossima volta, in quanto si stanno svolgendo delle indagini dettagliate che si chiuderanno a breve, che nel secondo webinar tra luglio e settembre, ancora da definire la data, ci permetterà di scendere anche a questo livello di dettaglio. Okay. Ovviamente avrete tutto il materiale disponibile, che della presentazione di oggi sarà inviato. Adesso 2 minuti che riempite il questionario, e lei da quando vuole ci legge brevemente le risposte, in modo che poi Alberto può chiudere sulla sentiment. Intanto, se volete approfittare anche per fare qualche breve domanda, ripeto, mentre Alberto riprende un attimo fiato.
Leda, tu quando ritieni opportuno puoi stoppare e leggerci le risposte. Ok, vedo che non ci sono altri dubbi in chat. Le domande servono sostanzialmente a far capire a noi tecnici del turismo quali possono essere i dati, che poi restituiremo in collaborazione con l'Unione Camere Veneto, riuscire a capire quali possono essere i dati utili per la vostra attività, cioè su quali dati vorreste essere aggiornati, come vorreste ricevere queste informazioni, quindi già sappiamo che poi per quanto riguarda, questo è abbastanza standard a livello nazionale, ma sappiamo che per l'Unione Camere Veneto già sono attive tutta una serie di attività promozionali e di divulgazione del dato. Allora, vai Leda, grazie. Siamo ovviamente contenti che questa presentazione sia stata apprezzata dai risultati appunto del questionario e il fatto che questi dati siano utili per la gestione o comunque la pianificazione strategica delle imprese partecipanti. Tra i dati più importanti di interesse per le imprese spiccano quelli sull'andamento del turismo e le previsioni sui flussi turistici a pari merito. Il 77% ha mostrato interesse verso questi dati. Questo perché ovviamente i trend e le variazioni di mercato gettano le basi per comprendere la situazione attuale in una possibile poi ottica previsionale. E ovviamente le previsioni sui flussi sono importanti anche perché la situazione pandemica e quella geopolitica hanno reso di fatto il mercato incerto e i dati previsionali permettono di capire la giusta impostazione aziendale. Altro dato interessante per il 67% sono i nuovi profili e mercati, proprio perché in questi tempi di incertezza la targetizzazione dell'offerta è importante per rendere l'offerta stessa più mirata ed efficace. Per quanto riguarda le modalità di informazione, per concludere, si è più indirizzati verso newsletter e email, quindi un contatto, diciamo, diretto e costantemente aggiornato da parte di noi tecnici delle camere per ottenere le informazioni più utili. Grazie Leda, quindi possiamo dire assolutamente in linea, poi speriamo con tutti i risultati restituiti oggi e ripeto, già da parte di Unione Camere sono attive una serie di promozioni e di modalità per cui siamo in linea. Ora, ripasso, allora è stata studiata anche una profilazione del turista straniero in Veneto, sì, e sarà disponibile nel secondo webinar, perché come dicevo abbiamo l'Unione Camere Veneto ci ha chiesto comunque di realizzare chiaramente degli approfondimenti, per cui saranno realizzate delle indagini ad hoc agli italiani e stranieri, sono state realizzate in questi mesi, al momento della vacanza, durante il loro soggiorno, per capire quelli che sono i comportamenti turistici e di consumo quando stanno proprio spendendo delle notti in vacanza in Veneto. E quindi sarà possibile restituire una profilazione del turista nel secondo webinar, assolutamente sì. Allora, ne leggo una, questa qui Alberto forse più per te. Rispetto al sentiment, Google offre degli insight che escludono i siti di settore. È stato dato corso a delle attività di social listening. Allora, noi rispetto al sentiment abbiamo fatto tutta un'attività che adesso Alberto Bazzucchi vi illustrerà. Sì, grazie. Ok, sì, allora. Intanto abbiamo pensato per quest'ultima sezione della presentazione di entrare direttamente sulla piattaforma che è a disposizione delle Camere di Commercio, che visualizzate? Sì. Ok, e che rappresenta uno strumento di particolare interesse, poiché utilizza l'intelligenza artificiale per leggere i contenuti online, quindi le tracce digitali che vengono lasciate dai visitatori nell'arco o durante o comunque o immediatamente dopo, tipicamente, della loro esperienza turistica. In particolare, e per questa fase, il sistema che è a nostra disposizione è concentrato e limitato alle recensioni che vengono lasciate su uno dei canali di comunicazione più importanti da questo punto di vista, che è TripAdvisor. E sono raccolte ed analizzate, quindi
tramite appunto questo sistema di intelligenza artificiale tutte le recensioni che vengono rilasciate sulle destinazioni, quindi sui comuni che sono compresi all'interno delle destinazioni inserite dalle Camere di Commercio all'interno del sistema. SIMO, questo è il nome, l'acronimo in inglese, che significa sostanzialmente mappa delle opportunità, contiene una serie abbastanza numerosa di funzionalità sulle quali non ci soffermeremo, entreremo soltanto nel dettaglio della sentiment, che è appunto quella che contiene alcune delle principali funzionalità che costantemente utilizziamo per le nostre analisi, ma che sono appunto a disposizione anche delle Camere di Commercio. La prima di queste riguarda possiamo prendere, ecco, una destinazione di esempio che è l'OGD di Venezia, come si diceva prima, con riferimento ad un periodo che può essere quello che abbiamo considerato anche all'interno delle indagini, quindi sostanzialmente il periodo che va da giugno fino alla fine dell'anno del 2021, quindi il periodo giugno-dicembre 2021. In corrispondenza di questo periodo è possibile selezionare una serie di esperienze turistiche o di aspetti che riguardano l'esperienza turistica su cui mi soffermerò più tardi. E questo il sistema elabora tutte le informazioni che sono state raccolte con riferimento al periodo in esame, nel caso specifico giugno-dicembre 2021, e in questo primo grafico, un attimo, volevo provare a... Ok, forse qui è più evidente. Intanto viene dato rilievo al numero totale dei messaggi di cui la destinazione è stata oggetto, con riferimento ad alcuni aspetti specifici in questo caso. Questo riguarda le recensioni. Questo è nel primo grafico, nel grafico che osservate, il numero totale di messaggi che hanno avuto per oggetto il comune della destinazione dell'OGD Terme Colle Euganei. Ed è un indicatore che ci consente di osservare sostanzialmente in tempo reale, è in corso l'aggiornamento anche ai primi mesi del 2022, che ci consente di osservare l'andamento del turismo all'interno della destinazione in esame. Questo perché da una serie di verifiche che abbiamo fatto nel corso del tempo e con riferimento a tutti i territori presi in considerazione dalla piattaforma, è possibile verificare una correlazione, quindi una connessione strettissima tra il numero di messaggi, il numero di recensioni di cui un certo territorio diventa oggetto e il numero di presenze turistiche che lo riguardano. Vi è una correlazione che rasenta il 100%, quindi anche se non avessimo, quindi anche in carenza di dati ufficiali sugli arrivi e sulle presenze turistiche, quindi dati che siamo tradizionalmente abituati ad utilizzare per le analisi dei flussi, in realtà semplicemente osservando il numero dei messaggi possiamo avere un'idea molto realistica, molto verosimile, di quelli che sono gli andamenti del turismo all'interno di una certa destinazione. E poi abbiamo anche la possibilità, grazie appunto al sistema di intelligenza artificiale che sottende SIMO, la piattaforma che stiamo guardando, di fare una serie di distinzioni, quindi in primo luogo di distinguere rispetto alla totalità delle recensioni che sono state scritte su una certa destinazione, quali di esse ha dei contenuti positivi, prevalentemente positivi, quali negativi e quali neutri. Nel caso specifico della destinazione Colle Euganei, in questo caso, nell'arco dei mesi giugno-dicembre del 2021 abbiamo una rappresentazione di questo tipo, in cui c'è una parte dell'anno che tra l'altro è quella caratterizzata dal sostanziale blocco, no, della mobilità, in cui c'è una prevalenza
di giudizi neutri, ovvero di giudizi che non possono essere caratterizzati né in senso prevalentemente positivo né negativo, e questa composizione, questa tendenza comincia ad invertirsi quando i flussi, no, cominciano ad attivarsi, quindi nell'immediata vicinanza del periodo estivo fino all'ultima fase dell'anno. Nella torta che vedete, che evidenzio insomma con l'indicatore, con il segnalatore, vi è anche una sintesi del periodo di riferimento relativamente alla polarità, quindi alla prevalenza nel caso di questa destinazione di recensioni che sono tendenti alla neutralità rispetto a quelle positive o negative. La piattaforma consente poi altri tipi di analisi. In particolare le recensioni sono state raggruppate da ISNART intorno a 3 grandi dimensioni, che sono il blocco di sinistra, che sono i servizi turistici, in particolare la qualità dei servizi turistici, in cui vengono ricomprese tutti i commenti, tutte le recensioni rilasciate e che hanno come argomento i servizi di cui si è usufruito nel corso della propria vacanza, con riferimenti che vanno dal personale all'inquinamento, al noleggio, ai servizi di ristorazione, al costo dei servizi, eccetera. Una seconda dimensione che riguarda la sfera più tipicamente individuale ed emotiva, e sono qui raccolte tutte le recensioni che si riferiscono agli stati emotivi vissuti nel corso della propria esperienza turistica. Un terzo blocco che abbiamo denominato percezione complessiva e che è rappresentato da quelle espressioni che si riferiscono genericamente alla destinazione o al territorio visitato e che ne descrivono la loro raggiungibilità sia in termini di difficoltà che magari di positiva organizzazione del territorio, e sia in generale alla disponibilità, quindi apertura o chiusura di monumenti o di elementi del patrimonio storico-artistico o di altri tipi di servizi che hanno riguardato insomma, il proprio soggiorno. Alberto, se sei d'accordo, allora ci sono altre domande in chat. Perché io non le vedo. Un attimo la parola alla dottoressa Gasperi dell'Union Camere del Veneto, e se ci sono altre domande così possiamo rispondere. Sì. Dottoressa Gasperi. Prego. Visto che le imprese sono state fedelissime, ci hanno seguito fino ad ora. E io approfitto solo per dire, dottoressa, che ovviamente tutto ciò che sono i risultati della Sentiment e delle indagini dirette nella Regione Veneto saranno restituite come risultati nel secondo webinar. Passo la parola alla dottoressa Gasperi. Euganei, chiedo scusa. No, non Euganei, non ho capito perché mi passa la parola. Se vogliamo, ci sono altre domande oppure per chiudere con i saluti, perché noi avremmo... no, io non vedo altre domande in chat. Okay. No, le passavo, visto che non ci sono altre, se volevano fare altre domande davamo spazio, altrimenti se lei vuole fare i saluti noi avremmo concluso. Ho visto che non c'era il dottor Crossa, per questo ho passato la parola a lei per fare i saluti. Okay. Va bene, ecco, vedo che ecco, è un'altra domanda. Allora, il sistema ISNAR prevede di utilizzare anche indagini fatte direttamente nelle strutture? Sì. Noi facciamo delle indagini CAUI alle strutture del territorio e vi restituiremo i risultati. Anzi, approfitto proprio per dire che quando mandiamo la mail, noi lo facciamo con un sistema di SurveyMonkey, CAUI, per cui quando vedete le mail, in Camere del Veneto, ISNART, insomma siamo noi e i risultati sono quelli che restituiamo oggi. Quindi insomma vi invitiamo a rispondere, e sono relative proprio all'andamento, al target di turisti. Poi lo so, c'era Simonetta, non riesco a leggere il cognome, che diceva che chiaramente al di là dei social sono stati presi 1 anno e mezzo a cercare di riaprire delle attività penalizzate dal Covid. Lo so, questo purtroppo, più che avere la nostra piena, come dire, comprensione, non osiamo immaginare cosa sia stato lavorare in questi 2 anni. Ok, mi sembra non ci siano altre domande. Ottimo. Va bene, allora io ringrazio tutti per la partecipazione.
tutti quanti siete rimasti collegati fino alla fine, quindi vi ringrazio. E, come già scritto in chat, invieremo un'email a tutti i partecipanti con le indicazioni per scaricare le slide ed eventuali altri link di approfondimento. E restiamo poi a disposizione anche se ci fossero domande in futuro, e ovviamente poi vi faremo sapere quando, appena abbiamo la data per il prossimo webinar, sarà in settembre, comunque prima della fine del progetto, e così in modo avremo modo di approfondire anche le informazioni che oggi sono state anticipate ma che verranno date in modo più approfondito a chiusura del progetto. Grazie a tutti. Grazie.